Legamenti d'amore potentissimi, efficaci, che funzionano davvero e impossibili? In esoterismo si sente spesso parlare di legamenti d'amore. Ma cosa sono i legamenti d'amore? Come funzionano? Che effetti sortiscono? Ce lo spiega il maestro Cleo con la sua grande esperienza. Legamenti d'amore. Cosa sono? I legamenti d'amore sono tra le pratiche di magia più utilizzate nella ritualistica. Si tratta di rituali di legamento potenti e talvolta potentissimi che hanno lo scopo di avvicinare due persone o di sanare una coppia in crisi. I legamenti d'amore esistono e funzionano e, con la nostra scuola di pensiero magico, non hanno conseguenze negative sulle persone lavorate. I legamenti d'amore facili e veloci invece non esistono. Spesso le persone si affidano a questi legamenti d'amore in magia nera che promettono tanto ma che, in realtà, hanno spessissimo effetti nefasti sulla persona lavorata o sulla persona che esegue o incarica il legamento. Pertanto sconsigliamo vivamente di effettuare legamenti d'amore faidate per far tornare la persona amata e anche di avere la certezza sull'operatore che esegue il legamento. Sono infatti necessarie alcune accortezze che spiegherò. È talvolta sufficiente eseguire una piccola ricerca con legamenti d'amore fai da te riusciti forum, per capire i danni che un legamento d'amore fatto in casa può sortire. Si usa la magia rossa per i legamenti d'amore? Sì. I legamenti d'amore che funzionano davvero fanno parte della magia rossa. La magia dell'amore per eccellenza, ma ci sono efficaci legamenti d'amore che fanno parte della magia bianca. Poiché molto frequentemente ci si trova di fronte a casi nei quali una purificazione parallela all'incantesimo di magia per far tornare l'amore, rappresenta la strada migliore da percorrere. Anche per questo motivo è sempre indispensabile affidarsi ad un operatore esperto, per capire quella che è la strada migliore da percorrere. Strada che varia caso per caso. Posso avere un legamento d'amore immediato? No. Il legamento d'amore a distanza, che è quello offerto in questo sito. È una pratica che prevede incantesimi e rituali di durata non inferiore alla lunazione. Raramente i legamenti d'amore sono veri ed efficaci se proposti in pochi giorni perché non si ha modo di lavorare ogni componente del problema in essere. Non fidatevi nemmeno di chi si professa infallibile. Nessuno lo è. Spesso ci si limita a leggere la sezione Legamenti d'amore recensioni di una pagina per leggere le testimonianze di legamenti d'amore riusciti. Sono molti i casi in cui le recensioni non sono veritiere. Siamo dell'idea che ogni legamento d'amore riuscito è un successo per la persona, ma anche per noi. La pubblicità migliore è essere veritieri, onesti e franchi. In fase di analisi del caso sapremo dirvi se è il caso di procedere o meno e se ci sono buone possibilità di riuscita, come avviene nella maggior parte dei casi. Ognuno è convinto che il suo sia un caso impossibile. L'impossibile non esiste. La magia ha davvero tante sfumature, sfaccettature e spesso riesce in imprese molto ardue. I legamenti d'amore riusciti rappresentano la nostra pubblicità ed il nostro orgoglio. Come fare un legamento d'amore? Contatta il maestro Cleo. Per avere delucidazioni e spiegarle il tuo caso se vuoi anche al telefono. Quando usiamo i legamenti d'amore? Con quali tempistiche e quando sono possibili? I legamenti d'amore si utilizzano sia per le coppie eterosessuali che per gay. Non a caso ci sono legamenti d'amore studiati appositamente per coppie omosessuali, in quanto la magia, fortunatamente a differenza di alcuni retaggi sociali, non possiede preconcetti e distinzioni di genere. Sono presenti formule magiche che arrivano direttamente dall'antichità per legare una coppia gay. Quindi non preoccupatevi se è questo il vostro dilemma.
Elencheremo una serie di situazioni nelle quali è consigliabile intervenire con un legamento d'amore o un incantesimo di magia per far ritornare l'amato. Questi sono i rituali più richiesti. Ma le eccezioni esistono ed è bene specificare all'operatore che cosa state cercando e qual è il vostro desiderio affinché possa studiare incantesimi d'amore adatti al caso. Ogni lavoro parte da una base indiscutibile che prevede una fattibilità nell'intervento. Non tutti i casi sono lavorabili con buon margine. Esistono situazioni che per etica morale o per tecnicismi non si possono lavorare. Legamenti d'amore per far riunire due persone che si sono lasciate. Legamenti d'amore per avvicinare una persona che conosciamo ma con la quale non abbiamo una storia sentimentale. Legamenti d'amore per sanare una crisi matrimoniale. Legamenti d'amore per non far tradire e per la fedeltà. Legamenti d'amore con rito di protezione per coppie in crisi. Legamenti d'amore per farsi sposare o per la convivenza. Legamenti d'amore per aiutare i figli.